forza sconosciuta lavorava contro il suo ritorno in città e scaturiva forse dalla sua stessa anima senza che egli se ne accorgesse. Non c'è due senza tre e per la terza volta Paolo Valerio, regista teatrale, porta in scena Dino Buzzati. Il deserto dei Tartari, il suo capolavoro questa volta. Una produzione del Teatro Stabile del Veneto in scena fino al 20 marzo al Teatro Nuovo di Verona. Una rappresentazione che vuole cogliere l'essenza del grande scrittore del Novecento, quella dimensione onirica, quell'altro dalla realtà, quella fuga dal tempo e dalla monotonia dell'abitudine. Il protagonista è Giovanni Drogo, un giovane speranzoso tenente in servizio in una fortezza militare che non ha un luogo definito, se non quello l'attesa di un nemico che per anni non arriva, facendo scorrere la vita nel presidio militare in un'abitudine dettata da regole immobili nella loro indefinitezza. Un desiderio di eroismo e la necessità di dare un senso alla propria esistenza sono gli elementi che fluttuano nel pensare di Drogo e dei suoi commilitoni, tra speranza e disillusione, fino a quando il nemico, i Tartari appunto, arriva e chi attendeva però viene sollevato dall'incarico. Il deserto dei Tartari è un libro, dichiara Valerio, che va letto 2 volte. La prima non si capisce nulla fino alla fine, un finale però che sorprende. La seconda invece serve per allacciare le varie trame e lo spettacolo teatrale a questo punto potrebbe essere la terza lettura. Passarono un giorno e una notte.